E ritorniamo a parlare del caso Carsten Niemann. Ci eravamo lasciati l'ultima volta con Niemann che aveva, a un certo punto si era stancato di tutte queste diffamazioni e aveva citato così Carsten, l'entourage di chess.com e anche il buon Nakamura, che era sempre stato a sostegno di Carsten in tutto ciò. A quanto pare ci sono aggiornamenti sul caso e gli avvocati di Carsten di chess.com chiedono l'archiviazione del caso. Queste sono alcune parole che ve le leggo. Gli avvocati di chess.com dicono: è così chiaramente privo di merito, e si riferiscono a Niemann, che avrebbe potuto fare tutto questo solo per una trovata di pubbliche relazioni, quindi per aumentare la propria fama, il far parlare di sé, ha messo in piedi tutta questa storia. E invece gli avvocati di Carsten dicono: dopo anni e tentativi di cercare di curare la reputazione di Niemann, il querelante, cioè Hans Niemann, vuole incassare incolpando gli altri per le conseguenze della sua stessa cattiva condotta. Insomma, a quanto pare forse il caso sta andando verso una direzione di chiusura dove non ci sarà alcun tipo di risarcimento, o forse sarà Niemann a dover risarcire chess.com e Carsten. Lo scopriremo, ma io vi tengo aggiornati.